del Veneto è chiamato finalmente a discutere del progetto di legge 342 che noi abbiamo presentato oltre un anno fa, il 16 febbraio 2013, e oggi è il momento decisivo. I numeri ci sono, dipende se c'è la volontà politica di tenere duro su questo versante e quindi di consentire ai veneti di poter votare sul quesito dell'indipendenza. Parliamo di questi numeri, che cosa portate in dotazione? Sì, oltre ad aver scritto la proposta di legge abbiamo anche portato 182 ordini del giorno a sostegno di questa proposta di legge, firmati, votati e deliberati dai consigli comunali del Veneto, 4 ordini del giorno delle province e poi 30.000 firme di cittadini, di una raccolta firme che ancora sta continuando, perché finché non si terrà il referendum per la data che noi abbiamo indicato del 9 novembre 2014, data significativa perché è il giorno in cui anche i catalani votano per l'indipendenza, noi continueremo a sostenere questo progetto. In questa soluzione? Perché per noi è l'unica soluzione per far vivere il Veneto, perché il Veneto sotto l'Italia è morto, hanno distrutto la nostra economia, l'economia del Veneto che è imperniata sulle piccole imprese viene smantellata ogni giorno. L'anno scorso, secondo un articolo del Corriere della Sera, che di certo non è un quotidiano di Indipendenza Veneta, abbiamo avuto 36.199 licenziamenti. Deve cambiare assolutamente. Non è colpa delle piccole imprese che non sono più competitive, è uno Stato che è arrivato ad avere una pressione fiscale del 68,6%. È impossibile per qualsiasi imprenditore sopravvivere e le nostre imprese stanno chiudendo, la nostra società sta morendo. Questo è assolutamente il dato di fatto che emerge. Una piccola patria dentro l'Europa e davanti al mondo avrebbe più peso, come andrebbe a contrattare? Beh, io starei piano con una piccola patria, perché il Veneto ha un'economia superiore di tantissimi paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che abbiamo un prodotto interno lordo di 150 miliardi di PIL e che appena indipendenti, secondo uno studio fatto con una proiezione tra l'altro di Union Camere, arriveremo ad avere un PIL del 12,2% in più con il primo anno di indipendenza. Questo significa che il Veneto ha una Ferrari, è alla guida di questa gara, di questa competizione che c'è sempre, che c'è ancora di più da quando c'è questa globalizzazione, e poi arriva lo Stato italiano con un rimorchio da dietro che ci fa diventare non competitivi pur se noi abbiamo una Ferrari. Questo è il dato di fatto. Cavalcate la Lega? Ma noi non sappiamo cosa deve fare la Lega, noi abbiamo dato dei suggerimenti al Presidente Zaia, abbiamo detto qual è l'agenda politica, non dobbiamo scavalcare nessuno, noi siamo trasversali alla politica, vogliamo la libertà dei Veneti, vogliamo che il Veneto sopravviva. La politica ora, il movimento Indipendenza Veneta ha portato in Consiglio regionale documenti di numerosi comuni e province e 3.000 firme per un referendum per l'autodeterminazione del Veneto. Luca Colombo. Oltre ad aver scritto la proposta di legge abbiamo anche portato 182 ordini del giorno a sostegno di questa proposta di legge, firmati, votati e deliberati dai consigli comunali del Veneto, 4 ordini del giorno delle province e poi 30.000 firme. Alessio Borosin, fondatore di Indipendenza Veneta, confida nella forza dei numeri appena presentati al Consiglio regionale. Su quella base il movimento prosegue la battaglia politica per un referendum sull'autodeterminazione e cerca sponde sensibili alla causa. Al convegno del 14 giugno a Cison di Valmarino, fa notare Michele Favero, primo consigliere di Indipendenza Veneta, si fa chiamare così, sono stati invitati 2 docenti da Barcellona, capoluogo di quella Catalogna insofferente della primazia di Madrid. È uno Stato che è arrivato ad avere una pressione fiscale del 68,6%. È impossibile per qualsiasi imprenditore sopravvivere. Occupiamoci adesso di politica con uno dei temi in discussione di questi ultimi mesi in Regione, che oggi è finito in votazione al Consiglio, la questione del referendum sull'indipendenza del Veneto. Angelo Pangrazio. E un'altra giornata per pronunciare un secondo sì all'altro referendum consultivo, quello sull'indipendenza del Veneto. 30 i favorevoli, 12 i contrari, 3 gli astenuti.
Mentre a Venezia in Veneto la politica barcolla come un pugile suonato, intontita dalle inchieste della magistratura, a Palazzo Farofini è stato completato l'iter legislativo partorito nei mesi scorsi sotto la spinta dei movimenti indipendentisti. Come e quando il voto referendario? Governo e Parlamento nazionale resteranno a guardare? E che dirà la Corte Costituzionale? Il progetto di legge Valdegamberi, sottoscritto dal gruppo leghista, è stato messo a punto per interpellare i veneti, chiedendo loro se vogliono far parte di una repubblica indipendente e sovrana. Si deve andare avanti, così in Regione il Consiglio ha approvato la proposta di legge per il referendum sull'indipendenza. 30 sì, 12 no e 3 astenuti. Alla fine la proposta di legge per indire un referendum sull'indipendenza del Veneto è passata. Il Consiglio regionale si è espresso a favore nel pomeriggio, dopo 2 giorni di discussione intensa. La maggioranza si è spaccata come era prevedibile dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra, ma la 342 ha visto la luce ugualmente. Zaia aveva definito il referendum un'opportunità.